non si può perdere la vita così e non bastano le fiaccolate per risolvere questo problema. Cosa ha detto ai familiari? Ma guarda, un momento di dolore così, cioè, è difficile parlare, oltre a fare le condoglianze con una madre che perde un figlio, un padre che perde un figlio, una sorella che perde un fratello. È una tragedia. Non ne parliamo poi di quella donna con i 2 bimbi piccoli che ha perso il marito assieme a Luca Russo. Abbiamo oggi ricevuto due bare di 2 cittadini che hanno perso la vita in questa maniera. Quando la notizia poi è scema, io l'ho detto anche nel caso di Valeria, è bene che comunque non si perda il ricordo, perché si ricordano grandi veneti, si ricorda quello che è accaduto anche per non dimenticare. La Regione sarà presente, sarà vicina a questa famiglia, non solo in questa fase, diciamo, triste dei funerali, ma anche successivamente ho rassicurato i genitori della totale e piena disponibilità da parte nostra, della Regione.